come promesso, eccoci arrivati vicini a un altro aspetto molto interessante che riguarda sempre naturalmente il turismo, perché quando ci si muove in un territorio, si praticano gli sport, si osservano dei capolavori dell'arte, poi l'appetito viene da sé. Se poi ci troviamo nel cuore della Marca Trevigiana, in modo particolare a Santo Stefano di Valdobbiadene, dove il prosecco impera e alle mie spalle vedete anche un paesaggio straordinario, non possiamo non parlare della primavera del prosecco, e lo facciamo con Gloria Tessarollo, che è la detta stampa e comunicazione proprio di questi eventi, di queste manifestazioni, di questo turismo dedicato alla scoperta del territorio in modo diverso. Sì, la primavera del Prosecco è una scoperta del territorio davvero diversa, perché fonda tutto su 15 mostre del vino, che sono, diciamo, un'istituzione molto antica nata per fare feste intorno al prodotto territoriale. Però attorno a queste 15 mostre, quindi 4 mesi di manifestazione, perché le mostre si susseguono nell'arco di 4 mesi, poi ci sono tutta una serie di eventi. Si è sviluppata una vera e propria rassegna enoturistica che sul turismo sta puntando moltissimo. Basti pensare ad esempio che negli anni siamo riusciti a costruire un vero e proprio progetto accoglienza, mettendo insieme tutte le strutture ricettive di questo territorio, quindi dai B&B agli agriturismo, ai relè, alle spa, quindi un ampio ventaglio di offerte. Quest'anno ne abbiamo messe insieme 127 che con il marchio Primavera del Prosecco offrono per questi 4 mesi diversi servizi, pacchetti, menù a seconda chiaramente dell'offerta, dedicati proprio a chi viene a visitarci nel momento migliore, diciamo, in cui godersi il panorama di cui tu parlavi prima, questi bellissimi vigneti. E allora, sempre qui dalla zona di Santo Stefano di Valdobbiadene, chiudiamo il nostro piacevole assaggio di viaggio nella zona della Marca Trevigiana, e lo facciamo però ricordando a tutti quanti voi, a parte questo straordinario paesaggio alle nostre spalle che immagino pochi di voi conosceranno, a parte le prelibatezze che noi intanto nel frattempo abbiamo degustato, anche i tanti eventi che ci attendono in questa estate e poi naturalmente inizio stagione autunnale prossima a venire. Sono tutte manifestazioni ed eventi musicali, culturali. C'è l'estate trevigiana, come dicevo, ma insomma c'è un calendario fitto di eventi appunto che sul sito del turismo trevigiano, che è visitreviso.it oppure marcatreviso.it, si possono trovare, e naturalmente vi aspettiamo a cuore aperto, insomma. E allora, con questo invito veramente a cuore aperto, noi chiudiamo anche questo capitolo dedicato alla scoperta turistica di luoghi insoliti della nostra regione del Veneto, un altro tematismo che si ripropone. Abbiamo visto quello della Riviera Berica, quindi delle ville straordinarie, di paesaggi e angoli sconosciuti anche della Marca, o meno conosciuti, meno noti, meno scontati, della Marca Trevigiana, e naturalmente buon proseguimento.